A Venezia, a Palazzo Ferrofini, nella giornata di ieri è stato presentato il rapporto di Nessuno Tocchi Caino. Sentiamo le interviste a Bruno Pigozzo, vicepresidente del Consiglio regionale, a Elisabetta Zamparutti di Nessuno Tocchi Caino e a Carlo Nordio, procuratore aggiunto di Venezia, con il quale si è parlato della questione sicurezza. Abbiamo volentieri ospitato questa presentazione del rapporto 2015 ritenendola un'occasione importante per il Consiglio di prendere consapevolezza di questo tema dell'abolizione della pena di morte dentro a un quadro di rispetto generale dei diritti umani. Lavorare a 360 gradi perché anche nella nostra regione il rispetto della persona, dal minore al carcerato all'anziano, qualsiasi sia la sua condizione, sia una preoccupazione quotidiana anche delle istituzioni attraverso operazioni di coinvolgimento, di sensibilizzazione culturale e di applicazione delle norme che già ci sono. Sono numeri positivi perché sono 106 i paesi che a vario titolo hanno rinunciato alla pena di morte, recentemente il caso della Mongolia, e tra virgolette solo 37 quelli che la praticano. Il problema è che in alcuni paesi, in particolare Iran e Arabia Saudita, in controtendenza aumentano drasticamente e drammaticamente le esecuzioni. La paura è un sentimento irrazionale, ma connaturato alla struttura del cuore e dell'intelletto umano, e quindi non ci sono parole e non ci sono ragionamenti che possono vincere questa reazione appunto istintiva. Bisogna quindi evitare che si diffonda la paura e bisogna evitare le cause della paura. Quindi bisogna intervenire sulla sicurezza, bisogna intervenire sulla prevenzione. È inutile punire un reato quando è stato commesso e ha fatto sorgere paura e diffidenza verso lo Stato. Bisogna far di tutto per impedire che venga commesso. Questo significa limitare l'immigrazione di persone che, non avendo né denari né occupazione, possono essere incitate a delinquere dalle organizzazioni criminali che le hanno portate in Italia. Vuol dire fare un'opera di controllo territoriale e naturalmente fare una grande opera educativa.